Time in Jazz, un ospite d'eccezione. Oggi abbiamo qui Frida Bollani. Qual è il programma di questa sera? Che cosa ascolteremo? Frida Bollani Magoni, perché io sono Frida. Allora, in realtà mi piace ultimamente farmi chiamare Frida, perché comunque no, è una mia identità. Però i miei genitori sono Bollani e Magoni, quindi eventualmente cerco di citarli tutte e due. Questa sera ascolteremo un piccolo set, perché poi alla fine qua c'è un'incredibile successione di artisti dopo artisti dopo artisti di grandissimo talento su palchi diversi. È tutto un susseguirsi di ogni ora, c'è qualcosa di diverso, qualcosa di completamente differente da quello che c'era prima. Ecco, il mio set è un po' pop per il festival. A me fa ridere il fatto che, no, che comunque suono in tutti questi festival jazz quando io in realtà sono forse un po' lontana dal jazz. Sarà insomma interessante per le persone sentirmi dire questo, però sì, è vero, sono figlia di Stefano Bollani ma non suono jazz. Quindi io sarò Una bella sorpresa però. io sarò la parte pop del festival Time in Jazz, quindi suonerò delle canzoni mie inedite, ma anche delle cover reinterpretate, userò dell'elettronica, quindi insomma se hai visto il mio soundcheck un attimo fa, hai visto che comunque... Bellissimo, molto interessante e consigliamo questo concerto. A proposito dell'elettronica, come cambia la musica creativamente con l'elettronica secondo te? A me piace tantissimo, io adoro le tastiere, mi piace il miscelare la componente acustica con l'elettronica, comunque mi annoierei a suonare soltanto il piano, come mi annoierei a cantare e basta, mi annoierei a non sperimentare cose nuove. Io sul palco ho una loop station, come molti hanno, vabbè, è una cosa molto semplice, un po' alla Ed Sheeran, un harmonizer però è una tastiera, perché mi piace fare delle cose interessanti che ovviamente, vabbè, qua non c'è tutto, non sono sul palco, quindi non posso spoilerare, per fortuna, però sicuramente... Per me dà molta più energia, molta più carica a me e probabilmente anche al pubblico, perché quando un artista sta bene, stanno bene anche gli spettatori che lo stanno ascoltando. E poi Paolo mi ha specificatamente chiesto di portare l'elettronica stasera, perché ci sono alcune situazioni in cui per fretta, per impossibilità di stare lì a smanettare, soundcheck, montare, in cui io non... vabbè, posso, comunque sono perfettamente in grado di fare un'ora da sola a piena voce, quindi magari non monto l'elettronica, invece in questo caso Paolo Fresu me l'ha proprio chiesto esplicitamente. Parliamo della creatività. Come nascono le idee? Ci pensi, ci ripensi, guardi qualcosa. L'ispirazione musicale per te che cos'è? L'ispirazione musicale sono tante cose, no? Dipende. Spesso per me sono melodie o sono, anzi ancora più spesso giri di accordi, quindi progressioni di accordi, in realtà non proprio testi, assolutamente no. Io ho scritto pochissimi testi e non ne vado particolarmente fiera di molti di questi, quindi ecco, sono più una compositrice. Vabbè, ultimamente io utilizzo Logic, finalmente è uscita la versione di Logic sull'iPad, io sono non vedente, l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche è un argomento un po' no? Da toccare con più profondità, però diciamo che ci sono le cose accessibili e le cose non accessibili ancora al momento, e quindi Logic sull'iPad mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di essere qui on the road, nell'hotel a Berchidda, nell'hotel a Canicattì, ovunque, no? E riuscire a scrivere, a comporre con una piccola tastierina e un iPad, e questa penso che sia, a me parte tutto spesso magari dalla sperimentazione con un suono elettronico, con un suono, insomma, alcune cose invece dal piano, altre cose da una melodia cantata, altre cose semplicemente appunto da un paio di parole, però è più difficile far partire una canzone da un testo per me.
Anche se mi piace musicare i testi degli altri, che sono già stati scritti, partire io da un testo e sviluppare le due cose insieme ancora no, è un viaggio che comunque bisogna fare, tutto uno studio, no? Che si fa da cantautori. Ma se dovessi commentare con la tua musica un film, che tipo di pellicola ti piacerebbe raccontare attraverso la musica? Il film d'amore, però in realtà io sono up for challenge. Cioè mi fa piacere comunque, ecco, mi farebbe piacere che mi arrivasse la qualsiasi cosa, cioè se qualcuno dovesse propormi una colonna sonora di un thriller piuttosto che una colonna sonora di una commedia, io vorrei tanto fare colonne sonore, quindi sarebbe una cosa che sicuramente farei volentieri, ecco, non è che... A proposito di questo, ma è difficile per esempio scrivere su commissione, secondo te, oppure no? Oppure da quella diciamo rigidità musicale perché devi scrivere per forza una determinata cosa? Sai, io non te lo posso dire perché non l'ho mai fatto, fino a oggi non l'ho mai fatto. Probabilmente staranno venendo fuori dei progetti, ma non mi è ancora capitato di scrivere sotto commissione. Quindi non so come ci si sente. Secondo me, vista così, è un modo anzi per motivarti a metterti lì, sperimentare, fare, devi finire questo lavoro, devi fare queste musiche, nel frattempo ti vengono anche altre idee tue, no? Per altre cose tue, perché ti metti lì al tavolo, è un po' più un lavoro se vogliamo da ufficio forse, nel senso che ti devi mettere lì al tavolino a registrare delle musiche, a scrivere delle musiche o ad arrangiarle, ancora peggio. Però nonostante tutto è vero, molti facciamo gli artisti per non fare un lavoro d'ufficio, per non fare un lavoro monotono, no? Perché ci piace cambiare, ci piace anche questa nomadità che comporta il nostro lavoro e quindi così non siamo appunto, come dicevano sempre anche i miei genitori, tantissimi artisti, almeno insomma non ce la faremmo a stare chiusi in un ufficio a fare un lavoro tra virgolette normale, no? Quindi il musicista esce un po' dagli schemi, però fare le colonne sonore in un certo senso ti ci riporta, perché è un lavoro insomma, dove bisogna stare lì al piano o al tavolo o dove si vuole e pensare tanto. Sai, quando andiamo a suonare dal vivo, alla fine se siamo jazzisti siamo molto improvvisati, ecco. Concludendo, un sogno nel cassetto di Frida, un sogno musicale qual è? Ci sono tanti, di sicuro collaborare con Jacob Collier, e poi insomma mi sembra, insomma, se non ha ancora suonato a questo festival a me piacerebbe tanto che venisse magari uno dei prossimi anni, che io riuscissi a suonarci insieme, mi farebbe molto piacere. E poi un altro mio sogno è di fare qualcosa nei teatri, ma qualcosa nei teatri, non i miei concerti così come sono adesso, uno spettacolo, perché a me gli spettacoli teatrali piacciono tantissimo. Non devo neanche per forza essere l'attrice, magari potrei anche solo cantare, fare delle musiche, però io voglio fare un bello spettacolo teatrale, perché ho avuto modo di sperimentare nel mio piccolo il teatro tantissimo, sì. Grazie mille di essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao a tutti, mi raccomando, mi piace molto questo nome, Dietro le Quinte, no? Perché almeno così ci vedete dietro le quinte, vedete quello che succede dietro le quinte. Ecco, quindi vi ho raccontato un po' il mio dietro le quinte, spero che vi ispiri, spero che i musicisti che ascoltano questo programma traggano un po' di ispirazione da quello che ho detto io, da quello che dicono tanti altri artisti di questo festival e di altri concerti in tutta Italia. Grazie, a presto. 37esima edizione qui del Time in Jazz, ne parliamo subito con il direttore artistico. Innanzitutto, come nasce questa idea di questo fil rouge di quest'anno, questo tema bellissimo? Love Supreme è un disco fondamentale per la storia del jazz, che ha proprio modificato il percorso della storia del jazz, un disco del 65, anche se poi il disco è stato registrato nel 64 di John Coltrane, una ode alla spiritualità, all'amore, non necessariamente alla sacralità, ma a un qualcosa che va
oltre tutto, e quindi ho pensato che questo potesse essere un tema bellissimo oltre che un tributo a Coltrane, soprattutto oggi declinando poi questo tema sul presente, un presente complesso con tanti conflitti in corso che forse non amiamo tanto, e quindi riflettere sulla spiritualità, sull'amore supremo attraverso la musica penso che sia una maniera straordinaria di dare anche un senso a quello che facciamo quotidianamente, lo stiamo declinando in 1000 maniere diverse. E oggi invece parliamo del concerto di questa sera con Omar Sosa. Ascolteremo un progetto che si chiama Food, che è dedicato al tema del cibo. Può sembrare strana la relazione tra il cibo e la musica, qualcuno può dire ma cosa c'entra? C'entra, perché il cibo è gusto, è piacere, ma è anche equità e anche responsabilità civile in un momento storico come questo in cui ci sono comunità che buttano il cibo e altre che proprio non lo hanno. Ci sono luoghi del mondo dove c'è l'acqua che si butta via, magari si tiene il rubinetto aperto troppo quando ci si lava i denti, e altri luoghi dove non hanno neanche l'acqua per coltivare. Allora il tema del cibo diviene un palcoscenico capace di raccontare non solamente che cos'è il cibo per noi, cioè passione, curiosità, apertura, solidarietà, ma allo stesso tempo direi che anche è un tema politico, per cui stasera lo faremo su questo bellissimo palcoscenico e per questa platea gremita di persone. Come sta andando questo 37esimo appuntamento e che cosa ci riserva il 38esimo? Che cosa ci riserva il 38esimo non lo sappiamo ancora, nel senso che dobbiamo innanzitutto individuare un tema, come sempre facciamo ogni anno, e sarei come dire un po' bugiardo se dicessi che il tema non c'è. Il tema di fatto non c'è, ma ci sono tante riflessioni su quale può essere il tema che andremo ad annunciare ovviamente più in là. Questa edizione è un'edizione particolarmente felice, molto partecipata, seguita dal pubblico, più degli anni scorsi. Finalmente stiamo scontando il Covid, ritornando a una normalità apparente che fino all'anno scorso non c'è stata. Una grande quantità di pubblico anche nei concerti esterni. Time Jazz non è solamente il palco centrale di Berchida, ma sono circa 15 comuni coinvolti in luoghi straordinari con un pubblico numerosissimo, attento, caloroso. Gli artisti rimangono veramente molto colpiti, e poi ovviamente dobbiamo parlare anche di musica, un livello musicale straordinario, soprattutto anche quello dei musicisti italiani, che racconta bene quello che oggi è il jazz italiano, una musica di grande qualità che è capace, credo, di raccontare anche la parte migliore del nostro paese. Grazie mille per essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Agli amici di Dietro le Quinte, viva la musica, viva la vita, godetevi l'estate. L'ultimo lavoro di Kenny Garrett al Time in Jazz, Sounds from the Ancestors, è un album dalle 1000 sfaccettature. Inizialmente il concetto era quello di cercare di ottenere alcuni dei suoni musicali che ricordavo da bambino quando crescevo, suoni che sollevano il tuo spirito da persone come John Coltrane, A Love Supreme, Aretha Franklin, Amazing Grace, Marvin Gaye, What's Going On e il lato spirituale della Chiesa, spiega Garrett. Quando ho iniziato a pensarci ho capito che si trattava dello spirito dei miei antenati. In effetti, Sounds from the Ancestors riflette la ricca storia jazz, R&B e gospel della sua città natale, Detroit, ma cosa ancora più importante, il disco risuona anche di una moderna vivacità cosmopolita, in particolare grazie all'inclusione di musica proveniente da Francia, Cuba, Nigeria e Guadalupe.